protagonista, ben arrivati nel nostro spazio del momento di approfondimento con lo speech CGIL, questa volta è il signor Carlo Dall'Endinara. Ben arrivato qui con noi. Grazie. Grazie di prestarci a raccontare la sua situazione. Questo è l'invito che facciamo a tutti quanti voi. Se volete scrivete alle sedi di speech CGIL, offritevi per raccontare la vostra storia, purché abbia avuto anche un esito naturalmente, ma questa è l'occasione per andare a farvi controllare la vostra posizione pensionistica. E allora, cosa succede? Di che cosa stiamo parlando, signor Carlo? Stiamo parlando dell'assegno sociale, in quanto io ho avuto l'onere, cioè ho avuto la possibilità di avere questo assegno sociale nel 2008 e mi sono appoggiato appunto allo speech CGIL di Lendinara. E quindi tramite il loro interessamento ho avuto l'opportunità di avere questo assegno sociale. Cos'era successo e perché un assegno sociale? Lei ha lavorato, non ha lavorato? Ci racconti brevemente? Ho fatto tante esperienze, però ho avuto varie vicissitudini negative nel mio percorso, in quanto ho dovuto, molte volte ho dovuto cambiare attività, in quanto mi sono infortunato una mano nel 1982 e facevo la professione di geometra e mi sono infortunato la mano, sono stato fermo 5-6 mesi ed ero indeciso se continuare l'attività o meno perché avevo la mano infortunata e avendo la possibilità di disegnare appunto con la mano destra. Lei era un geometra, quindi aveva necessità, insomma. Sì, perché allora si faceva tutto a mano tramite il tecnigrafo e poi ho maturato la decisione di cancellarmi dall'albo perché avevo avuto una nuova attività e l'ho intrapresa totalmente in quanto non potevo esercitare la professione e fare la nuova attività. E quindi ho fatto questa nuova attività che era la consulenza finanziaria tramite il programma Italia del gruppo Fininvest. Quindi ha cambiato radicalmente, insomma, da un certo tipo di ruolo ha cambiato azienda, si è messo in gioco, in discussione completamente. Sì. Facciamo un passo indietro in quanto facendo la libera attività facevo versamento di contributi come EMPDEP, che era la cassa dei geometri. E ho avuto a un certo punto la necessità di liquidare quanto versato perché avevo l'esigenza di comprare una macchina per la famiglia e mi ripromettevo nel futuro di reintegrare appunto quanto avevo liquidato. Vicissitudini negative in quanto non sono più riuscito a reintegrare la somma percepita e quindi i contributi non sono andati più versati. Ai noi, cosa succede allora? Allora ho cambiato attività, è andata avanti un po' di tempo, anche questa ho dovuto smetterla in quanto ho capito che non era la mia professione che mi attendevo e quindi ho cambiato ancora attività e quindi... E si è buttato in un altro ramo ancora? Sì, ancora, ho cambiato tante volte, ma non potevo fare versamenti di contributi in quanto queste nuove attività rendevano poco. Cosa che è successa a tantissime persone. Esatto. E niente, a un certo punto mi sono trovato che nel 2007, tramite un'associazione, mi sono rivolto perché ero all'età pensionabile di 65 anni. Il tempo passato quindi. Sì. E quindi questa associazione mi ha integrato la pratica, però non è andata a buon fine in quanto ho perso un anno. A questo punto, visto che le cose andavano a rilento, mi sono precipitato alla CGIL, allo SPI e quindi mi hanno istruito la pratica e nel 2008 ho avuto questo assegno sociale che tuttora percepisco. Quindi lei è riuscito a salvare la sua situazione con un assegno sociale quindi non è cosa da poco, con effetto verso il passato, quindi retrattivo? No, dal momento in avanti, se non ho avuto ritratti proprio per niente. Ah, beh, insomma, quindi è contento dopo? Sì, e poi ho avuto anche un altro aumento proprio tramite interessamento dello SPI perché con le nuove leggine che vengono fuori, ogni volta c'è una novità, ti chiamano, ti telefonano e quindi hai la possibilità di conoscere queste nuove attività per avere dei diritti che altrimenti non venivano riconosciuti, sì, quindi a far richiesta attraverso di loro. Esatto.
Allora, adesso io la ringrazio, veramente gentilissimo, in bocca al lupo per tutto quanto. Lasciamo il posto a Maria Pistorello, che come sempre immancabilmente ci supporterà tecnicamente, quindi grazie ancora signor Claudio, grazie molte. E vediamo di affrontare, capire che cosa è successo al nostro ospite. Ben arrivata Maria, ben ritornata. Buonasera e anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Un caso tosto, anche questo, certamente. E soprattutto perché mi richiama purtroppo tanti casi che in vari ambiti professionali si sono verificati e io temo si verificheranno in futuro. Perché questi cambiamenti professionali radicali, questo aver versato, non aver potuto versare perché appunto uno percepisce troppo poco e la famiglia la deve mantenere, ai noi. Sì, e infatti abbiamo lasciato per ultimo proprio questo argomento, quello dell'assegno sociale, perché diciamo che è l'ultima sponda, ecco, per coloro che nella loro vita lavorativa non hanno raggiunto il minimo indispensabile per poter avere una pensione. Allora, l'assegno sociale, intanto voglio chiarire subito una cosa, qui stiamo parlando di una prestazione completamente di natura assistenziale, non viene dato in presenza di alcun tipo di contributo. La storia del signor Carlo l'abbiamo sentita. Una volta l'assegno sociale, che è nato con la legge 153 del 1969, si chiamava pensione sociale. E adesso qua molti dicono pensione sociale, ok. Ecco, allora per sgombrare proprio il cambio del fatto, il dubbio del fatto che si tratti di una pensione oppure no, dal 1° gennaio del 1996, con alcune anche lievi differenze sia nell'importo dell'assegno sia nelle modalità per averlo, nelle condizioni per averlo, è diventato assegno sociale e viene garantito, allora prima veniva garantito alle persone anziane con più di 65 anni di età, è quello che diciamo viene garantito a tutti, non viene lasciato nessun anziano senza un reddito nel nostro paese. E adesso invece è sottoposto all'età aumentata proprio per effetto delle leggi che sono intervenute in seguito, dopo la vedremo anche nel dettaglio, e a condizioni naturalmente sempre in presenza di anziani in condizioni economiche disagiate. Allora, prima di tutto vediamo la tabella che ho preparato con l'età per avere diritto all'assegno sociale. E se la regia gentilmente la vuole mandare. Allora, mentre arriva la tabella, eccoli qua, la stiamo vedendo. Eccola qua, benissimo. Uomini, donne, ci sono differenze? No, nessuna differenza. Si fa riferimento a dei limiti di reddito che poi vediamo. Allora, l'età. 2016-2017 l'età per aver diritto all'assegno sociale sono 65 anni e 7 mesi. L'anno prossimo, nel 2018, questa età verrà innalzata di un anno e si passerà a 66 anni e 7 mesi per averne diritto. Cioè un anno così in un... Sì, è previsto dalla legge, diventerà 66 anni e 7 mesi che è la stessa età prevista per la pensione di vecchiaia. Dopodiché dal 2019 dovrebbe aumentare l'età, pare di 4 o 5 mesi, non si sa, perché poi dovrebbe aumentare per effetto dell'aumento della speranza di vita. Qui voglio fare una precisazione: noi come sindacato aumentare l'età pensionabile rispetto all'aumento della speranza di vita la riteniamo una cosa che non è assolutamente accettabile. Ma perché soprattutto? Perché si aumenta l'età pensionabile senza nemmeno tener conto, faccio solo anche un riferimento al fatto che i lavori non sono tutti uguali, non si possono trattare tutte le persone allo stesso modo. Un conto è lavorare, fare un lavoro molto faticoso, essere magari esposto alle intemperie, un conto magari fare un lavoro che ti impegna meno dal punto di vista magari fisico, ma anche intellettuale. Quindi noi speriamo che nel frattempo il legislatore, il Parlamento legiferi e tolga questa iniquità che è l'aumento della speranza di vita. Sì, che poi tra l'altro voi stessi avete fatto i vostri calcoli, aspettativa di vita
che non è che aumenti così vertiginosamente per Esatto. tutti indistintamente. No, perché, assolutamente, ovvio, ma ci sono anche perché ricerche... ci sono le cure, la possibilità di Esatto. essere seguiti dai medici, che è molto sempre più costoso. Sì, Insomma, ma le ricerche poi dicono che dipende anche dal lavoro che fai, quanto la tua vita eventualmente si allunga oppure subisce, insomma, dei rallentamenti. Allora, intanto l'aspettativa di vita, per sapere di quanto dovrebbe eventualmente, questo la calcola l'Istat secondo delle rilevazioni, sì, eccetera. Però ecco, fermiamoci qui. L'anno prossimo ci vorranno, per ottenere l'assegno sociale, cioè questa prestazione, lo ripeto, di natura del tutto assistenziale, che viene prevista per coloro che hanno almeno 65 anni e 7 mesi, fino al 31 dicembre del 2017, insomma, è questa l'età. Poi dall'anno prossimo vediamo. Un'altra cosa volevo dire, allora parliamo di condizioni economiche disagiate. Allora chiedo alla regia anche qua se gentilmente manda l'altro prospetto che abbiamo preparato. Quindi Eccolo, condizioni, queste valutano che cosa, le condizioni economiche? Allora la persona, se è da sola, la persona non è coniugata, se è da sola, non deve avere un reddito superiore a 5.800 euro, che è l'importo praticamente dell'assegno sociale per 13 mensilità. Quindi una persona, non so, che ha un 4.000 euro, per dire, faccio un esempio, 4.000 euro di reddito, può avere con l'età l'assegno sociale, purché... Reddito lordo o netto? No, stiamo parlando del reddito al netto dell'imposizione fiscale. Su queste cifre non si paga l'IRPEF. Allora, questo reddito qui è il massimo che viene dato. Allora, la mensilità dell'assegno sociale sono 448 euro al mese. Quindi una persona ha assicurata questa cifra qua, però se ha già un proprio reddito al massimo gli si dà questa cifra. Se uno, per fare l'esempio di prima, ha già, non so, 4.000 euro all'anno, gli si danno 1.800 euro di assegno sociale, in modo che l'uno insieme all'altro, insomma, non superano quella cifra. Se invece la persona è coniugata, si fa riferimento soltanto al reddito del marito assieme alla moglie, e qui il limite di reddito sono 11.600 euro. Quindi stiamo parlando di persone in condizioni economiche disagiate e che non hanno i contributi sufficienti per ottenere la pensione di vecchiaia. Qui l'ISEE conta? No, non conta l'ISEE, qui contano i redditi veri e propri. Poi però c'è un'altra cosa da dire, che anche l'assegno sociale, e qui allora diciamo che l'assegno sociale di per sé potrebbe essere un diritto nascosto. Se una persona non lo sa che ne ha diritto, fa la domanda, non dà diritto ad arretrati, perché una volta fatta la domanda la pensione decorre dal mese dopo in cui si è fatta la domanda. Però anche qua potrebbero esserci diritti nascosti, come magari diceva il signore prima, il signor Carlo. Esatto, pensioni che hanno, le vecchie pensioni sociali che sono state ottenute prima del 96, che sono in essere, ma anche l'attuale assegno sociale. A partire dai 65 ai 70 anni ha diritto alla maggiorazione sociale, e oltre i 70 anni ha diritto ad avere l'incremento della pensione, fino ad arrivare con 70 anni di età ad un massimo di 638 euro. Quindi io lo dico ai nostri pensionati e alle nostre pensionate che magari hanno l'assegno sociale o la pensione sociale, se è inferiore alle 638 euro e avete già 70 anni, sappiate che passate negli uffici dello SPI-CGIL, perché potrebbe essere che avete qualche diritto da esigere all'INPS. Per quanto riguarda il signor Carlo, che abbiamo sentito prima, tra l'altro, lui quando è venuto da noi, lui è un nostro iscritto, poi abbiamo scoperto che sul suo assegno sociale aveva diritto anche alla maggiorazione sociale. Cioè, che cos'è? È quella che dicevo prima, questi soldi in più sull'assegno sociale, ed è passato, dal momento in cui noi gli abbiamo fatto l'accertamento, è passato da avere 12 euro di maggiorazione sociale al mese, è passato a riscuotere 190 euro di maggiorazione sociale al mese. Sì, perché aveva avuto il sì, esatto, ti cambia un pochettino. Ecco, la maggiorazione sociale, poi il suo incremento, danno diritto anche ad avere gli arretrati.
cosa che invece, quindi questa insomma dal momento in cui sono maturati questi diritti. Sì, poi sappiamo che dal momento in cui sono maturati al massimo per 5 anni indietro si possono ottenere anche gli arretrati. Quindi questa è la condizione fondamentale per avere il diritto a questo assegno. Naturalmente si tiene conto di tutti i redditi, non si tiene conto, ricordiamocelo, della casa di abitazione, quindi se la persona abita in una casa di proprietà il reddito catastale di questa casa non viene considerato, quindi non viene. Ne hanno diritto tutti i cittadini italiani, naturalmente purché residenti in Italia, se uno va ad abitare all'estero non ne ha diritto. Ne hanno diritto anche i cittadini che non sono italiani, i cittadini extracomunitari, purché siano residenti in Italia in maniera stabile da almeno 10 anni e siano in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di lunga durata. Quindi non è che uno viene qua a diritto, cioè ci vogliono almeno 10 anni di residenza continuativa nel nostro paese. Ne hanno diritto anche i cittadini comunitari, se ci fosse qualche cittadino di uno Stato dell'Unione Europea che abita in Italia e che è in condizioni economiche disagiate, con quelle condizioni che dicevo prima, età e reddito, ha diritto ad avere questo sostegno. Diciamo che è un sostegno, ecco, noi sentiamo parlare spesso, no, di questa idea che si ha di introdurre nel nostro paese un reddito minimo di inserimento, come vogliamo chiamarlo, reddito di cittadinanza, eccetera, per tutte le età, no, per i giovani, i meno giovani, eccetera. Per adesso c'è ed è garantito soltanto per le persone che hanno ad oggi più di 65 anni e 7 mesi. Quindi è già un qualcosa, certo, bisogna arrivare a questa età e quindi questo è un aspetto. Esatto. Allora, come sempre, visto che volgiamo verso il termine di questo spazio, ci vuole la locandina dello SPCGL. Esatto, ricordiamo come fare, perché giustamente ci sono tanti telespettatori che ci chiamano costantemente e allora diamo le informazioni. Sì, questa è la nostra locandina, ormai i nostri telespettatori e telespettatrici la conoscono bene. Qui adesso rimarrà il tempo necessario perché, carissimi che ci state ascoltando, se non sapete dov'è la sede CGIL più vicina a casa vostra, segnatevi il numero di telefono della sede provinciale dello SPI, vedete qui sono elencate tutte le sedi, e telefonate per dire dov'è. Nelle nostre sedi potete trovare la consulenza, potete chiedere che vi stampino nel sito dell'INPS la vostra busta paga di pensionati e potete anche farvi controllare la pensione e capire se avete dei diritti tra virgolette nascosti che potete esigere e quindi in questo modo portare a casa qualche soldino in più. Quali documenti devono essere prodotti? Perché poi la preoccupazione di molti che ci chiamano è ma io queste carte le ho perse, non vi preoccupate, venite da noi, ci basta il codice fiscale, un vostro documento di riconoscimento e sì, è molto semplice, insomma. Quindi non occorre altro, perché tante volte la preoccupazione è questa. Venite tranquillamente da noi. Perfetto, allora siamo giunti al termine di questa anteprima dedicato alla risoluzione di problemi irrisolti in precedenza, sempre con lo SPCGL. Ricordatevi, informatevi, non lasciate perdere le questioni e soprattutto fatelo il prima possibile. Grazie Maria Pistorella, grazie a voi. Ritorniamo in studio dopo la pubblicità con il consueto appuntamento di approfondimento di un tema di attualità che già intuirete con i nostri ospiti.